Poi c'è una linea incredibile. Mamma mia, sono dovuto venire con il treno. Me lo dovevo essere. Io da Ferrara a Brescia sono dovuto venire con il treno. A un metro l'altro non si vedeva. Ho detto, però io al Napoli Talent Show devo esserci. A tutti i costi, anche in aereo. Che non ci devo essere. Però l'importante è esserci oggi. La stazione lavoro, ma poi c'è Roberto Politano, dai. Allora, come è andata la settimana? Tutto bene, dai, solo un po' di nebbia abbastanza fitta, ma del resto tutto bene. Sei stato ripescato? E questo veramente... Sei stato ripescato, mettiti il microfono qua. Sei stato ripescato e adesso hai voglia di dimostrare. Infatti appunto ho detto, con tutto, oggi ci devo essere. E convincere soprattutto gli amici a casa votare. Perché naturalmente il nostro Salvatore ci crede molto in questo programma. Sì. Tu lo vorresti proprio vincere, dillo proprio. Sì, io la mia soddisfazione è vincere questo programma. Vincerlo, arrivare alla fine vittoria. Per vincerlo bisogna essere bravi, bisogna piacere a tutto il pubblico da casa. E io ci metto questa sera ti seguirai con una canzone di Renato Carasone, Maruzzella, con il codice 03, canta Salvatore. Il nostro Salvatore, ti porta. Ma lo sapete che Salvatore si è preparato questa settimana? Andava, perché lui è un c'è un'ambulante, no? Perché è un'ambulante in tutte le fiere, i mercati, si è fatto un cartello grosso così, con scritto seguite Napoli Talent Show e votate il codice 03. L'ha detto tutti i mercati. Tutti i mercati in Italia, quindi questo tempo si è preparato bene. Speriamo, io lo spero. Allora signori, i nostri giudici. Sì, lui ha questa capacità, una persona che ha del canto, di avere questa volontà, questa forza che ti circonda, è il malone proprio di questa tua brillantezza del canto. Mi piace molto cantare, come lo sei bravissimo, non ho sentito niente di male, di tutto, no? Sei sempre stato bravo già dall'inizio, secondo me. Grazie. Stai mantenendo quello che ti fa sempre vero. Visto che facevi anche un po' mi sembra proprio per ricordare. Un po' di qui ci vuole.
No, questo è il cuore, questa è la mano del cuore. A Napoli quando si canta, questa è la mano del cuore, è la passione la porta questa mano qua. Se lei ci fa caso, grande così. sì, ma se lei ci fa caso, tutti i cantanti melodici napoletani quando cantano si aiutano con questa mano. Cioè, sono scuole napoletani, quei uomini da là, ti fai questo giro era in forma di preghiera, è più... No, è così. Comunque lei ci guarda, questa cosa qua cosa non vi dice. Ci devo dire una cosa, i cantanti napoletani, facciamo un esempio, Massimo Ranieri è uno duro, perché lui fa il movimento giusto al momento giusto, sì, per enfatizzare la frase giusta. Lui sta fermo tutto il tempo, ma quando c'è da dire una cosa che la vuole, tipo non so, dice il cielo, fa tra il cielo, poi basta, resta fermo. Quindi questa è una cosa che dovete imparare, bisogna imparare dai grandi, sì. Capito? Prego, signora Tecnic. Ti do un 7,5. Ah, 7,5. Grazie. No, non mi lamento. Adesso vediamo il cantante baritono. Qui siamo sulla salita, Adesso piccoli, la signora Tepicolo che parla. Ciao Peppe, ciao. No, non ho niente di più né di meno da dire dei miei colleghi. Direi che hai sempre mantenuto costante la tua qualità, la tua capacità di comunicare, di stare sul palco, di trasmettere la passione che hai proprio quando ti cimenti in quest'arte. Niente, io rimango però, per non essere diverso dagli altri, rimango ugualmente su un 7. Vediamo. Grazie. Diamo ancora la parola al Massimo.